Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata, un'altra settimana di Trieste in diretta. Quest'oggi nella prima parte siamo invece in compagnia di Franco Del Campo, presidente della FinPlus Trieste. Grazie per essere tornato. No, grazie a voi come sempre per l'ospitalità. Allora, con Franco Del Campo parliamo di quella che è l'attività estiva della piscina, Sì. che peraltro credo che si svolga senza soluzione di continuità rispetto a quella invernale, però insomma... No, beh, sì, ci spostiamo un po' più in là, in realtà fino a un certo punto, ci allarghiamo perché tra l'altro la notizia che anticipo, non abbiamo ancora fatto il comunicato, dal 7 giugno, domenica 7 giugno con orario festivo 9-13, apriamo la piscina esterna anche al pubblico. L'abbiamo già aperta per gli agonisti, perché facciamo in vasca da 50 per gli agonisti. Quando si apre al pubblico invece dovremo tenere la vasca da 25, in modo che ci sia una parte per il pubblico e una parte per la didattica dei bambini e anche per l'agonismo degli atleti, dal nuoto alla pallanuoto e attività del genere. E quindi ci allarghiamo. Nuotare in vasca scoperta, chiunque abbia fatto nuoto a qualsiasi livello, è un altro mondo. È un problema di visuale, è un problema di ossigenazione, poi diciamo ricordi antichi, perché ormai io faccio nuotare gli altri ma non nuoto più, però i dorsisti guardano tutto quello che c'è intorno. Mentre di guardare il soffitto della piscina, guardano il mondo che li circonda, no? Cielo, se ci sono alberi, case intorno, noi abbiamo dei palazzi intorno, il Palazzo della Marineria tra l'altro, oltre che un pezzo di piscina interna, quindi è un altro, se si può dire letteralmente, un altro respiro. Ho capito. No? E questa è l'apertura che noi facciamo come ogni anno. Aspettiamo sostanzialmente la fine delle scuole in modo da poter partire anche con questi corsi estivi, la chiamiamo Nuoto Estate 2026 nel nostro caso, e quindi apriamo con questi corsi più o meno come le stesse caratteristiche degli anni scorsi. Questo consente anche durante questo periodo di intervenire in qualche modo sulla struttura al chiuso, che funziona comunque ancora o no, rimane allora, in realtà non subito, perché abbiamo ancora tutta una serie di attività di carattere agonistico che dobbiamo conservare anche all'interno, ad esempio la pallanuoto, che abbiamo 2 squadre di vertice sia maschile sia femminile, quindi è molto molto importante e cerchiamo di dare tutte le opportunità possibili, però più avanti nella stagione si chiudono le vasche interne, si svuotano e si fanno tutte le pulizie e le riparazioni annuali, per poi poter riaprire verso, diciamo, fine settembre, per poter riaprire con la piscina tutta di nuovo a posto. E devo dire che è una piscina grande, per certi aspetti gigantesca, architettonicamente con una sua fisionomia anche abbastanza importante. Credo che siamo la seconda polo natatorio dopo il Foro Italico, quindi ci confrontiamo ad alto livello. Però la cura della manutenzione che abbiamo ci ha permesso, dopo più di 20 anni, di avere una piscina ancora. Noi facciamo tutto sempre in collaborazione con il Comune di Trieste, Federazione Nuoto, Italiana Nuoto e Comune di Trieste, però 20 anni è, diciamo che non li dimostra, quasi non li dimostra. Cioè la cura della manutenzione è veramente molto ma molto importante. Noi ci stiamo dietro con grande attenzione, tutti i miei collaboratori, collaboratrici ci lavorano come se fosse casa propria, insomma. Ma cosa vuol dire svuotare una vasca? Cioè, svuotare una vasca... Perché non dice, non è che io avevo tolto il tappo. No, svuotare una vasca è una cosa impegnativa, ci vuole anche un po' di tempo, bisogna
bisogna lasciare il tempo, poi si deve anche asciugare, poi viene la pulizia, poi rimettere a posto tutte le fughe delle mattonelle dove c'è bisogno, eccetera, quindi è un lavoro di grosso prima e di fino dopo. È soltanto dopo, perché abbiamo una grande vasca interna di 52 metri per 25, perché abbiamo il pontile mobile che poi la fa diventare due vasche da 25 per 25, quindi belle importanti, e poi abbiamo alla fine della stagione dei tuffi, che si protrae un po' più in là rispetto a quella del nuoto, anche la vasca dei tuffi, che è più profonda, arriviamo a 5 metri e mezzo, più o meno 5 metri e mezzo, 6, con una grande dislivello, come tutte le piscine devono avere un dislivello per poterle pulire nel modo migliore, e allora là il lavoro di ripristino è più accurato, dobbiamo fare anche dei castelli per arrivare dove non si arriva normalmente, e quindi è un lavoro lungo di attenzione, ma che facciamo sempre con grande cura, no? E quindi ci stiamo dietro. Ecco, poi come dire, dei particolari magari qualche volta sfuggono, però è un impianto tale per cui abbiamo decine e decine di docce, decine di gabinetti, decine di spogliatoi, spazi enormi per tutto quanto, quindi insomma è un lavoro, è come governare una nave in realtà, perché poi se tu vieni a vedere i macchinari che sono sotto ma sono, cioè, una portaerei importante. E poi dopo, tipo, per riempire le vasche quanto ci dopo ci vuole un po' di tempo, perché c'è il riempimento che è abbastanza lento, e poi ci vuole il riscaldamento che, avvicinandoci, ormai siamo vicini dentro l'autunno, e quindi ci deve essere anche questo aspetto, è riempire, pulire, riempire, disinfettare l'acqua e riscaldare l'acqua. Ci vuole un impegno anche energetico importante, no? E quindi dobbiamo farlo anche qua con grande attenzione, con grande cautela, evitando qualsiasi forma di spreco. Stiamo molto attenti a questi aspetti, però è un impianto tra i più importanti d'Italia, insomma. Sì, per cui 2 settimane fa abbiamo ospitato la nazionale italiana femminile di pallanuoto, 2 settimane, e insomma vengono qui e trovano una ospitalità, insomma, allargata, insomma, no? Sì, immagino di conoscere già la risposta, ma io faccio lo stesso la domanda. Anche poi per i tuffi credo che tuffarsi all'interno e tuffarsi all'esterno sia differente. Sì, noi abbiamo i tuffi soltanto all'interno. Sì, no, mi è venuto in mente come... Ecco, io di tuffi mi intendo meno. Mi ricordo quando ero giovane che quando ci allenavamo insieme, in particolare a Città del Messico, durante gli allenamenti io nuotavo a dorso con questa virtù in più che hanno i dorsisti, e vedevo tuffarsi Klaus Di Biasi e Giorgio Cagnotto nella piscina un po' più in là. Però le grandi manifestazioni spesso si fanno al chiuso, perché non eviti qualsiasi elemento ambientale che potrebbe, a partire dal sole in fondo anche, no? Poi sai che dobbiamo con degli spruzzi rompere l'acqua della vasca, perché il tuffatore se no viene ingannato nella sua profondità, perché tra l'aria e se l'acqua è limpida non sa mai dove sono i 10 metri tra l'altro, e quindi facciamo questa increspatura in modo da dare un pavimento, al tuffatore, che poi in realtà sono, e poi ne avevamo parlato poi in antiche esperienze delle nazionali italiane, eccetera. I tuffatori sono più che altro dei ginnasti. Sì, abbiamo in comune l'acqua perché si buttano in acqua, però la preparazione, l'atletica, eccetera, sono dei ginnasti. Io ho una grande ammirazione. Le mie esperienze di tuffi si limitano all'Ausonia, quando c'era ancora il trampolino di 10 metri, e quindi ero, diciamo, più che giovane, ero quasi piccolino,
e per noi era un atto di coraggio, sì. No? Era una prova... Sì, quelle cose per cui c'era il passaggio della pubertà, non so cosa, per cui rigorosamente sui piedi, no? Non ci stufate, quello che possono fare soltanto i professionisti per certi aspetti, no? E dopo grandi esitazioni qualche volta prendevi delle sberle se non arrivavi perfettamente. No. Però comunque va aggiunto che noi siamo centro federale per le grandi altezze, cioè si allenano gli atleti, a parte gli atleti delle società che fanno anche tuffi, anche gli atleti della nazionale italiana che si allenano per le grandi altezze, e lì c'è, allora sì, là si fa all'aperto, insomma, là come si dice, il prototipo, il modello di riferimento, il paradigma meglio, di queste grandi altezze sono i tuffi di Acapulco. Di Acapulco, sì. No, di Acapulco, che sono, vabbè, anche là cercano l'onda, in questo caso no, però si buttano da 20 metri. Sì, no, una roba... E anche là, in questo caso, arrivano di piedi, perché entrare di testa sarebbe pericolosissimo, no? Allora, però qui siamo per parlare di bambini. Certo, per via dell'estate. Ma giusto. Domandami tutto quello che vuoi. No, volevo sapere appunto quante realtà poi gravitano attorno alla piscina, perché c'è chi vi gravita per questioni agonistiche, c'è chi vi gravita anche per questioni, come dire, semplicemente per star bene, eccetera, e poi d'estate anche appunto... Sì, allora diciamo che è una piscina, un polo nuotatorio sarebbe più giusto chiamarlo, ma noi la chiamiamo abitualmente piscina Bruno Bianchi, dedicata al nostro atleta scomparso nel 66 nella tragedia di Brema insieme alla nazionale italiana di allora, e che abbiamo ricordato quest'anno nell'anniversario tondo. Sì. Ecco sì, i gruppi, che sono decine in realtà, sono decine di tantissime varietà di età, di bambini, piccolissimi, più grandi, adulti, anziani. Sai che il nuoto per adulti anziani, gli over 65 ormai, quindi noi chiamiamo i nuovi senior, questo progetto del nuoto lento, tu avete ospitato Ariella tante volte, è diventato un punto di riferimento anche a livello nazionale, e non è un caso che nasca a Trieste, no? Questo discorso città sportiva e anziana al tempo stesso, e quindi era inevitabile, e la stiamo esportando nel resto d'Italia, un modello che può funzionare, può essere di aiuto anche ad altre piscine. Decine di tutti i tipi, abbiamo anche ricreatori quando ce lo chiedono, ma tra tuffi, nuoto, pallanuoto, salvamento, nuoto sincronizzato che ormai si chiama nuoto artistico, e ne abbiamo veramente decine, e poi anche associazioni che fanno attività di recupero, no? Anche se i numeri sono molto piccoli, perché in questo caso devono essere 1 a 1, abbiamo dato una mano a fare un'attività per i bambini autistici che la gestione deve essere molto accurata e il rapporto deve essere 1 a 1, però io ho visto soltanto da lontano, però le piccole gioie che si vedono in questi bambini in acqua, che in qualche modo si liberano anche una volta che sono sorretti, è impagabile per certi aspetti. Però dall'altra parte questo impianto è un impianto che ha una struttura e una finalità sostanzialmente agonistica. Okay. No? Le profondità sono tutte fatte per le grandi manifestazioni nazionali ed internazionali, e dopo noi possiamo adattare, per esempio abbiamo fatto una specie di ripiano più o meno mobile per far toccare, perché praticamente non si tocca da nessuna parte. No? Ah già, sì. Non si tocca da nessuna parte, salvo un pochino da una parte, ma poco. Però e adesso con la nuova stagione, proprio dall'8 giugno iniziano i corsi estivi, questi che sono molto articolati.
molto strutturati in modo, intanto la cosa importante da ricordare è che sono corsi ludico-didattici, cioè innanzitutto l'aspetto ludico giocoso, l'acqua, lo stare insieme, il far ginnastica, far merenda e poi stare in acqua e poi anche imparare a nuotare, ed è una cosa che dal punto di vista didattico non è irrilevante. In questo caso abbiamo questi corsi che anche qui sono strutturati su 2 livelli, no? Da lunedì a venerdì, ma si possono concludere alle 13 e quindi i genitori se li ritirano per portarli a pranzo, oppure dalle 16:30, 17, e anche consapevoli che le famiglie, molto spesso bambini piccoli, tra l'altro i bambini dai nati 2014 e 2022, quindi no, anche piccini, come minimo però 4 anni devono avere, e devono avere, i bambini più piccoli no, ma gli altri devono avere il certificato di attività motoria non agonistica, cioè perché comunque vengono a fare ginnastica o vengono a muoversi, certificato medico non agonistico, questo è un aspetto molto importante, non so, credo, spero, dovrebbe essere, ma che anche il proprio medico di famiglia te lo deve poter fare una cosa di questo genere, una forma di... ecco, quelli che hanno meno di 6 anni non serve che abbiano questo certificato medico, quindi in qualche modo sono superati. Quindi queste 2 fasce d'età e quelli che stanno tutta la giornata praticamente si portano il pranzo a sacco, perché, come dire, fare una specie di refettorio in piscina diventava impossibile, ma poi non soltanto in termini anche economici, ma in termini di autorizzazione, cioè bisognava diventare un ristorante. Sì, no, allora c'era la possibilità di fare il catering, no, di portare, però diventava insomma una sana super merenda all'ora di pranzo con indicazioni. Senti, queste sono attività che organizza comunque diciamo la piscina adesso? No, così. Queste sono, sì, la piscina, diciamo sì, la piscina, però la piscina in termini più precisi, la Finplus Trieste, Finplus, che è la società che gestisce l'impianto, noi siamo 100% Federazione Italiana Nuoto, su incarico del rapporto fiduciario tra Comune di Trieste e Federazione Italiana Nuoto. Anche questo è importante perché sono 2 istituzioni, no? Quindi l'istituzione comune si affida alla massima unica istituzione del nuoto italiano, che è la Federazione Italiana Nuoto, no? E quindi adesso credo che siamo vicini anche al rinnovo, che comunque dovrà essere visto, ragionato, perfezionato, eccetera. E l'aspetto, diremo anche come dire, anche più interessante è che abbiamo tenuto fermi i costi rispetto all'anno scorso, che insomma per noi è uno sforzo, diciamo che è stata una scelta autonoma nostra, abbiamo deciso di farlo senza chiedere il permesso perché a Roma, perché insomma abbiamo un po' di autonomia, perché la citazione prima cos'era, l'avvocato del diavolo? Non fare mai una domanda se non sai la risposta. Sì. Ecco, per avere la risposta sicura ci siamo fatti la domanda e ci siamo fatti la risposta, secondo una tecnica giornalistica abbastanza in uso qua da noi. Allora, può interessare alle famiglie, abbiamo tenuto fermi i costi, però insomma sono tante ore alla settimana, abbiamo 130 euro alla settimana per l'orario corto, li prendiamo se si vuole alle 7:30 del mattino, proprio per quel discorso che forse mi sono interrotto per i genitori, per facilitarli, eccetera, anche se i corsi poi cominciano alle 8:30, 9 più sostanzialmente, no? Però li riceviamo e li accudiamo, li portiamo in spogliatoio, facciamo anche questo aspetto è un elemento di socializzazione abbastanza importante, no? Per cui gli si insegna e così imparano anche una forma di autonomia. È chiaro, non possiamo
spogliare e mettere il costumino su a decine e decine di bambini, devono imparare a farlo da soli, no? Però sempre seguite dai maestri, insomma abbiamo soprattutto maestre sempre qualificate dalla Federazione Italiana Nuoto, quindi 130 euro alla settimana da lunedì a venerdì per quello corto, e invece 170 per quello più lungo, però insomma dalle 7:30 alle 4:30 sono tante ore, e sono sempre tutto di una settimana, e cominciamo dal 15 giugno per questi corsi, apriamo la piscina l'8 giugno, anche io per forza che deve finire anche la scuola. Deve finire la scuola, no? Quindi la settimana... E quest'anno finisce di martedì, mi sembra una roba strana. Vabbè. Io sono a priori a favore della scuola, qualche volta scantino, insomma. Mi sembra strano che finisca di martedì. Vabbè, ma perché, scusa? Poi gli ultimi 2 giorni... finisce di venerdì, di solito. Tu dici, sì. No, non mi ricordo più, né da studente né da professore. Quindi, però cominciamo il 15 giugno, e l'ultimo è dal 17 agosto al 21 agosto, quindi... e poi verso la fine di agosto chiuderemo la piscina, perché i tempi di tutto questo è quello che dicevi passaggio prima, che detta alla triestina potrebbe essere tutto questo Remi-Tour, no? Che è un francesismo, mi pare, no? Demi-Tour, questi francesi sono stati pochissimo a Trieste, ma hanno lasciato un'impronta dialettale, anche Plafond, Remi-Tour, anche altre vis-à-vis. Vabbè, indifferente. Non credo che dobbiamo essere tanto grade, perché vabbè, era ancora generale, non imperatore quella volta Napoleone. Vabbè, indifferente. Anzi, ben buon indifferente questa citazione. Alla vecchia. Ecco, quindi l'ultimo giorno è il 21 agosto del 26, e però tutti i dettagli, anche con immagini carine, eccetera, chi è interessato può trovarli sul sito piscinabianchi.it, è accorciato apposta, piscinabianchi.it, sulla pagina Facebook, e andiamo sempre di pari passo, oppure alla segreteria della piscina, che è abbastanza affollata, perché gente che va, gente che viene, altre citazioni, Grand Hotel se non sbaglio. Corretto. No? Non era granché, però la citazione ci sta. Che è antichissimo Grand Hotel. 31, bravo. 31. bravo. I want to be alone, una frase di Greta Garbo del film, che poi viene riferita a lei come invece la dice nel film, poi per quegli strani transfert sembra che fosse sua, invece è nel film. No, vabbè, ma insomma, per gli attori, insomma, tra maschere e la persona vera è sempre così. Però ecco, la segreteria è sempre molto affollata, quindi qualche volta può anche darsi che ci sia un po' di ritardo nella risposta, però tutto sul sito e tutto sulla pagina Facebook. Però il telefono è 040 30 60 24, 040 30 60 24. Lo dico lentamente perché quando mi dicono per radio 040 30, dico vabbè, 30 60 24. Bravissimo, che memoria, che io devo leggerlo ancora. No? Ecco, poi abbiamo dal lunedì a venerdì sempre 9-19, e poi il sabato dalle 9 alle 12 la segreteria aperta, e siamo sempre trovabili, sempre rintracciabili. Allora, siamo quasi arrivati verso la chiusura, però proprio parlando anche di tutto, hai accennato anche alla pallanuoto, eccetera, mi veniva in mente che in questo momento c'è parecchio fermento per quanto riguarda Trieste di strutture. C'è stata, se non mi sbaglio, la settimana scorsa anche un convegno dedicato non mi ricordo come si chiama, anche a Trieste Campus. Noi abbiamo e partecipiamo al progetto della NEM, quindi del piccolo, a Sport and Business. Ecco, quindi. Non dovrei, posso parlarne anch'io, visto che sono direttore della piscina, però collaborando con Lunga Vita Attiva, Sport and Business, facciamo il giorno 29 una giornata dedicata
ha tante forme di motricità. Di questo dovrebbe parlare Ariella, che è l'infaticabile organizzatrice di questo, però faremo in tanti spazi della piscina, faremo anche il nuoto poi alla fine, il nuoto lento, eccetera, però faremo danza, tai chi, sonorità col gong, chi più ne ha ne metta, non so neanche io quante cose, e sarà bello e importante, collegati anche con Trieste Campus. Noi li vediamo, siamo vicini di casa, poi insomma al Pallanuoto Trieste sono nostri... C'è anche questa... certo, c'è questo, questa vicinanza. C'è anche, se vogliamo, anche il Cubone adesso, per il quale io mi auguro venga scelto un nome che venga dedicato ad una personalità dello sport triestino. Ce ne sono, non per ce ne esempio mancano, Lo Duca, no? mi viene in mente il primo. Poi anche come si chiama, la struttura all'aperto lungo Barcola, quindi è un momento particolarmente importante per quanto riguarda questo tipo di approccio allo sport. Allora noi qui a Trieste viviamo questo paradosso per cui abbiamo tanti e anche belli, importanti impianti sportivi, ma abbiamo sempre fame di attività sportiva, di motricità, le risposte ci sono. Noi siamo, credo, adesso qua non dovrei dirlo, ma credo un piccolo grande fiore all'occhiello della città da questo punto di vista. Ricordo sempre che noi abbiamo una presenza annuale di 150.000 persone in piscina, quindi è un numero di persone che fanno nuoto a qualsiasi livello. Nuoto, pallanuoto, sincro, tutto quello che vuoi, però 150.000 persone in un anno in un impianto sportivo che fanno attività motoria e sportiva tra nuoto libero, agonismo, eccetera, io credo che sia difficile trovarne. Stavo cercando di fare il calcolo di quanto al giorno, ma io con le divisioni sono un po'... cambia capito, secondo le stagioni. Però... Allora, di pubblico siamo intorno o un po' meno ai 200 persone, pubblico, 200. Sì. Poi invece abbiamo decine di bambini e di atleti che ogni giorno vengono e fanno. No? Quindi... non vorrei che sembrasse un intervento a gamba tesa, che non è nel mio stile, posto che io ne possegga uno, ma sicuro, così uso anche meglio i congiuntivi. Proprio parlando di sport, eccetera, che idea ti sei fatto di questa questione del basket? Credo che non ne abbiamo mai parlato, anche perché è sorta in tempi relativamente recenti ed era un po' che non ci vediamo. Che idea ti sei Allora, guarda, c'è il basket, c'è la Triestina, no? Allora, io l'ho detto 1000 volte, non amo il calcio, ma sono rosso labardato d'origine, ai miei tempi, posso dirlo. C'erano le 3 sezioni ancora, calcio, hockey e nuoto, e pallanuoto ovviamente, quindi il cuore rosso bardato rimane, quindi l'affetto rimane, oltre che la nazionale italiana, che però, vabbè, pazienza. E poi anche questo discorso della pallacanestro. Io faccio a priori, ma non a posteriori, il tifo per le nostre squadre. Però quando interviene nello sport in generale un eccesso di calcolo economico, io devo dire che c'è qualcosa che non va. So che sono obsoleto, so che ormai non si va avanti però l'eccesso economico e la speculazione economica per quanto riguarda lo sport dovrebbe veramente essere esclusa. L'impegno economico, certo, c'è quando un imprenditore, l'esempio di Enrico Sammer è luminoso e anche credo invidiato in tutta Italia, e si vedono i risultati anche, ma però gestisce la sua società anche per quanto riguarda la pallanuoto con l'oculatezza dell'imprenditore, no? Cioè senza sprechi, immagino, come anche noi siamo di una
misura attentissima per evitare qualsiasi forma di spreco, però ecco, giocare con quella che è la storia, la passione, l'impegno Rosso Alabardato per il calcio della Pallacanestro Trieste alla grande, perché insomma siamo stati, io non vorrei sbagliarmi, ma credo che dagli americani in Italia durante il governo militare alleato Trieste sia stata una delle capitali della pallacanestro italiana. Ecco, giocare con questi aspetti per ragioni di carattere economico, ecco, io mi scandalizzo da questo punto di vista. E quindi da lontano, ma da triestino, veramente mi auguro che ci sia la possibilità, intanto che non ci sia questa forma di pirateria, e poi che ci sia la possibilità di trovare delle soluzioni. Certo che l'ottimale sarebbe trovare delle soluzioni in casa, in cui chi anche investe partecipa all'affetto e alla storia del sodalizio che cerca di portare avanti. E il ruolo dei tifosi è fondamentale, tifosi, non ultra, i tifosi che devono essere parte integrante dello spirito sportivo, no? Che l'abbiano fatto o non ha fatto lo sport in prima persona, però devono partecipare dello spirito sportivo. Allora io ringrazio Franco Del Campo, ricordatevi che per quanto riguarda i centri estivi, facciamo anche, ultima cosa, anche dei corsi estivi di nuoto specifico, ridotti di una settimana, proprio di avvicinamento, di perfezionamento del nuoto. Ma una cosa sono i centri estivi che c'è questa lunga durata, e una cosa invece sono i corsi intensivi di nuoto che facciamo, e anche qua trovate tutto sul sito. Ecco, volevo arrivare a questo, la cosa migliore è intanto visitare il sito dove ci sono tutti quanti i riferimenti, anche il riferimento telefonico se qualcuno poi dopo vuole che non mi ricordo parlare più, con la segreteria. Però grazie 040 30 60 24. Bravissimo, meriti. È divisibile per 6 ma non per 9. grande. Tolto lo 040, vabbè, queste sono cose mie. Però ecco, perché è un'attività di carattere sociale, sia per le famiglie, sia per i bambini, sia per i nonni, perché anche i nonni danno il loro contributo, però ecco, questa dimensione sociale per noi è molto ma molto importante e ci teniamo. Grazie Franco Del Campo, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Pubblicità, poi torniamo. Allora, bentornati a Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia del dottor Giorgio Sarcletti, che ringrazio per essere tornato. Grazie a voi, un saluto. Nei nostri studi, per parlare un attimo di questo antivirus che insomma sta un po' preoccupando, incuriosendo anche per certi aspetti. Diciamo così che adesso l'attenzione mediatica è incentrata sui casi di questa infezione virale di una nave passeggeri che poi è stata rifiutata da diversi porti, e dove ci sono stati 8 casi con 3 morti. Le autorità svizzere poi avevano già individuato un caso in una crociera precedente della stessa nave, proveniente dall'Argentina. È un virus nuovo? No. Non è un virus nuovo. Per conoscerlo dobbiamo andare un po' indietro negli anni, alla guerra di Crimea. Guerra del 150 anni fa, quando più o meno sono. 50-53, 950-53, 3.000 soldati americani si ammalarono gravemente, 3.000, di una malattia ignota, con cefalea, con emorragie, con sindrome da insufficienza renale acuta, che chiamarono febbre emorragica coreana, non sapendo cos'era. Soltanto molti anni dopo, nel 1976, è stato isolato il virus, che è stato chiamato antavirus. Lo sa perché? Perché? Perché il fiume che divide le due Coree si chiama Antan, e quindi, essendo stata la prima epidemia insomma, la prima manifestazione così intensa anche come numero di vittime, hanno chiamato col nome di quel fiume. C'è un film, per un amante dei film come Bosazzi, del 1998. Spesso i film cosa fanno? Preconizzano o mostrano degli avvenimenti che poi avverranno nel futuro, di una nave, l'Orion Star, una nave passeggeri,
in cui si sviluppa un'infezione virale grave. Come spesso sono i film americani, c'è chi salva la vita a tutti, c'è una scienziata a bordo con la figlia che viene incaricata direttamente dal Presidente degli Stati Uniti di prendersi cura di trovare l'antidoto a questa infezione, e lei poi lo trova, e quindi un gran Come successo. si chiama il film? Si chiama La crociera della paura. Ah, no, non mi La dice, crociera non mi dice della niente. paura. Io mi ricordo, sempre si parlava in quel caso di peste polmonare in un film che si chiamava Cassandra Crossing. Lì era un treno. Come no, un Lì treno. era su un treno che veniva poi dirottato per il ponte di Cassandra, e la CIA aveva piazzato delle cariche di tritolo per farlo saltare, eccetera. Però, vabbè. Torneremo su come l'hanno preso questo virus, perché c'è una modalità proprio molto precisa. Cosa sono questi antivirus? Sono una famiglia di virus a RNA messaggero, provvisti di un involucro proteico che si chiama capside, con un filamento di RNA singolo all'interno in 3 segmenti. Il capside è una specie di chiave che permette non solo protegge il filamento di RNA, che è fragile, ma permette di entrare nelle serrature delle cellule, liberare all'interno questo filamento di RNA messaggero, che senza bisogno di interferire col nucleo della cellula si prende possesso di tutte le fabbriche e i distributori di proteine e di altre sostanze che la cellula ha come dotazione endogena, e fabbrica altri virus, altri mRNA analoghi a quello che è penetrato nella cellula. E le cellule all'interno non hanno mezzi di difesa, non hanno guardiani che impediscano questa moltiplicazione e replicazione del virus. Se ne conoscono 23 specie, quindi non sono diverse, sono dicotomizzate, si dice, cioè in specie appartenenti al vecchio mondo, cioè al mondo euroasiatico, e invece quello nuovo, il nuovo mondo delle Americhe. Sono diverse perché vedremo che hanno anche delle sintomatologie e delle caratteristiche cliniche molto diverse. La moglie di Gene Hackman e lo stesso Gene Hackman sono morti proprio per la forma respiratoria, che è tipica di quella del nuovo mondo. Ma come si prende questo virus? Il virus si prende perché c'è un vettore, un trasportatore infetto del virus, che sono i topi. In genere i roditori, però i topi in particolare. Le deiezioni dei topi, urina, feci o prodotti delle mucose, si essiccano al sole e si polverizzano, e il vento li trasporta, e tramite il vento vengono inalati da chi purtroppo poi viene colpito da questa infezione. Cosa è successo con la nave? C'è una moda che è appannaggio più degli ornitologi che delle persone comuni, che è la bird watching, cioè si vanno a vedere le colonie di uccelli, e dove meglio nidificano e prolificano le colonie di uccelli? Qua sono... Negli immondezzai. Ah, sì, perché avevo letto Sì. E quindi questi 2 turisti olandesi sono andati proprio a vedere queste nidificazioni di uccelli in una zona che era chiaramente altamente infetta. Comunque il virus è tipico delle zone desertiche, infatti Gene Hackman nel Nuovo Messico. Nel Nuovo Messico. Sì. Altre zone sono l'Arizona, lo Utah, il Texas. Questo è avvenuto dove? In questo contagio, diciamo, chiamiamolo paziente zero, dove sarebbe avvenuto? In Argentina. In Argentina. Okay. Sì, sono andati a vedere questa discarica. E quindi, insomma, in un viaggio di piacere, una crociera, è normale andare in una discarica. Sì, infatti in rete è pieno di discariche. No. Anche di discariche virtuali per certi Quelle aspetti. l'abbiamo dappertutto. Sì, ma no, in rete è pieno anche di commenti anche su questi 2 che dice ma come? Ma non è detto, perché ho visto l'intervista di un ornitologo che ha detto adesso ci prenderanno tutti per amanti delle discariche. Invece dice c'è una ragione precisa, perché per certi tipi di nidificazione è bene andare proprio in quei posti. In Italia abbiamo avuto un caso forse nel 2001, invece nell'America Latina ci sono 200-300 casi all'anno.
Comunque, un panorama completamente diverso dal Covid. Ecco perché logicamente molti hanno subito. Il ricordo terribile di tutta la segregazione, dei problemi di contagio. Già che ci sono, le faccio subito allora la domanda, poi dopo approfondiremo ulteriormente, perché logicamente sempre in rete, che ripetiamo insomma è un luogo anche di nefandezze e tutto, però ho letto ieri, c'è già chi mette in dubbio tutto, perché dice non si sono visti i passeggeri sbarcare dalla nave, eccetera, eccetera, eccetera. E alcuni sostengono, dice, avevano già provato, i dietrologi, dice, avevano già provato dalla fine della pandemia ad oggi con un altro paio, le scimmie e altre, adesso ci sono riusciti. Questo dice, diciamo così, il popolo di chi non crede, di chi parla di dietrologie. C'è eccetera. questo timore, c'è anche chi ci marcia, diciamo, sì. No? Anche perché siamo in un periodo così tranquillo a livello sì, mondiale, tra l'altro. Che troppo tranquilli non va bene, bisogna agitare elementi con qualcosa di più sostanzioso. E quindi io direi che non va fatta assolutamente questa versione terroristica della cosa. Anzi, il contagio da uomo a uomo è difficilissimo. E avviene, ad esempio, come è avvenuto con Gene Hackman e la moglie, perché vivevano a strettissimo contatto. Sì. Però è da dire che mentre nel Covid si è praticamente portatori, ma non soltanto, anche capaci di diffondere il virus fin da subito, con l'antivirus invece tutta la fase di incubazione, quindi la fase asintomatica, non è una fase in cui si può contagiare. Ok. Poi il virus in genere esplode da 1 a 8 settimane, quindi è giusto fare una quarantena in soggetti che sono stati comunque a bordo di una nave. Come mai tanto tempo? Perché il virus non sempre si esprime o riesce a penetrare nelle cellule in tempi rapidi. Poi dipende anche dall'organismo. Un organismo defedato che ha un tumore, che ha il diabete grave, che ha altre patologie, come si dice comorbidità, e chiaramente soggiace più facilmente all'attacco virale. Quindi tutta la fase asintomatica non è una fase contagiosa. Okay. Quando si manifesta in due modi, come ho detto, cioè la forma polmonare, che è quella tipica del mondo americano, del mondo latino, con mal di testa, febbre altissima e difficoltà respiratorie. Okay. Necessita di assistenza ventilatoria e quindi di ospedalizzazione. Purtroppo ha un'incidenza di mortalità piuttosto alta, sul 50% di soggetti che ne vengono colpiti. Okay. Poi esiste invece la forma del vecchio continente, quella in cui i soldati americani purtroppo sono anche morti nell'epoca, che è una forma invece emorragica che si associa a un'insufficienza renale acuta, anche questa con febbre, con cefalea. In tutte e due le forme è difficile che il paziente che ne è colpito poi vada in giro a contagiare gli altri. Perché sta talmente male che... Esatto, che è difficile che abbia altri contatti. Sì, e comunque dovrebbe averli con il sangue o con le proprie urine, feci, o proprio con la saliva, ma in quantità cospicua. Quindi dovrebbe esserci, come si diceva prima, un contatto... Un contatto proprio intimo, e quindi solo con questo è nota la trasmissione. Ci sono stati alcuni casi in Slovenia negli anni scorsi e un caso isolato in Grecia. Comunque sono tutti casi isolati e legati a queste specie. Ci sono 200 specie di ratti, di pantegane, che possono trasportare il virus, ma non è detto che perché uno è un topo sia per forza portatore del virus. Ci sono quelli infetti. Per la forma emorragica renale, oltre alla dialisi per sopportare il fatto che i reni non funzionano più, esiste anche un farmaco, la ribavirina, che è un farmaco particolare che si usa nell'epatite C, è simile a uno dei nucleotidi che costituiscono il DNA. Si ricorda che il DNA è fatto da 4 nucleotidi che si chiamano basi puriniche e pirimidiniche, guanina, citosina, timina,
La riboivina è molto simile alla guanina, anzi alla sua forma legata allo zucchero, guanina più ribosio, guanosina, e quindi questa sostanza immessa nel corpo umano si inserisce nella replicazione virale e fa un errore nella replicazione dell'RNA portando a morte il virus, cioè si replica un virus malato già all'inizio. Chiaro che questa intromissione di questa sostanza interferisce anche con tutta la nostra riproduzione, però è anche vero che il virus è quello che si replica in maniera esplosiva, sì, certo. mentre l'organismo può anche resistere ad un periodo in cui viene inibita la sintesi dell'RNA. Cosa dire? Che i virus, sa quanti virus ci sono nella Terra? Chissà quanti. Allora, il numero è fantasmagorico. Sono gli organismi, possiamo considerarli viventi, Sì? più numerosi delle stelle osservabili nell'universo. Sì, Se uno ricorda le potenze, sono 10 alla 31esima potenza, significa 10 seguito da 31 zeri. Praticamente le stelle visibili sono 10 alla 22, 10 alla 23. Quindi tutto ciò dentro cui noi siamo è virus in pratica, potremmo dire. Ed è anche dentro di noi, perché dentro il nostro patrimonio genetico l'8% circa è costituito da virus che si sono inseriti nel nostro DNA. Si chiamano retrovirus. Sono virus che, compatibilmente col fatto che la loro intromissione ha garantito comunque la sopravvivenza della specie umana, perché molti si inseriscono all'interno delle cellule e del nostro genoma, ma portano poi a morte dell'individuo, che non ha più capacità di riprodursi. Ma come si è inserito il virus? Si inserisce nelle cellule germinali, quindi si riproduce con la riproduzione dell'individuo. 8 anche 10% quindi del nostro patrimonio genetico sono virus che convivono con noi. Che siano utili o meno, questo è ancora molto da definire. Però diciamo che di questo numero fantasmagorico di virus, circa 10.000 specie sono patogene per l'uomo. Quindi se noi adesso andiamo a vedere tutti quelli che sono colpiti da forme virali, sarebbe quasi impossibile classificarli, non soltanto, ma per chi teme che adesso si propaghi l'idea di un nuovo vaccino, è impossibile che si faccia un vaccino per una forma di infezione virale così isolata e così scarsa. Ho capito. Cioè, anche le aziende farmaceutiche più avide avrebbero un certo ritegno a fabbricare un vaccino che non serve praticamente a nulla. E secondo, adesso, come posso dire, non mi ricordo, mi sembra un esponente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non so se il presidente o chi per lui, ha detto che bisogna aspettare, mi sembra, una sessantina di giorni o dai 40 ai 60 giorni, e dice lui addirittura poi dopo questo sparisce addirittura, ecco, insomma. Beh, il virus, se non ha modo di trovare un ospite, muore in poche ore. Al sole muore in 1 o 2 ore. Se poi in un ambiente umido, protetto dai raggi solari, può resistere anche diversi giorni. Un po' come il virus, come il Covid. Sì. Il Covid non esiste da solo, perché? Perché questo rivestimento proteico, questo capside, si scioglie e quindi il filamento di mRNA è molto fragile e viene quindi scomposto e non ha più nessuna azione, non ha neanche più la possibilità di entrare in nessuna cellula. In quanto tempo si guarisce? Se si guarisce, in genere in 2 settimane. Okay. Parliamo in generale delle zoonosi, cioè le zoonosi sono le infezioni che l'uomo contrae da altri animali? Da altri animali. Okay. Circa il 60% delle malattie infettive dell'uomo sono zoonosi, cioè le becchiamo da altri animali che possono essere contatto, ma anche morsi, graffi, punture, come
vettori possono essere zanzare, le zecche, i pidocchi, quindi delle malattie emergenti, cosiddette, cioè quelle che scopriamo man mano con l'evoluzione della scienza, queste rappresentano addirittura il 75%, quindi sono un numero notevole. Quali sono le malattie virali più comuni? Dall'influenza all'Ebola, al dengue, il vaiolo, cioè il rosolia, morbillo, tutte malattie virali. Le batteriche, la leptospira, la salmonella, la brucella, il morbo di Lyme. Il morbo di Lyme che è quello delle zecche. Quello delle zecche. Poi ci sono le parassitarie, quindi il toxoplasmosi ad esempio, l'echinococcosi, la giardiasi, in genere malattie, il verme solitario. Queste sono malattie da parassiti che si insediano nell'organismo. E poi un'altra classe sono le malattie micotiche. I funghi della pelle o i funghi anche all'interno del nostro organismo. Quindi quanti sono questi agenti patogeni che possono colpire l'uomo? Una cifra enorme, 1400. Fra virus, batteri, funghi, parassiti, un numero enorme. Adesso io non voglio dire questo perché poi uno si preoccupi. Però l'uomo ha affinato delle capacità di difesa notevoli nei confronti di tutto questo mondo che lo circonda, però purtroppo, non essendo un animale molto intelligente, sta sporcando talmente l'ambiente che poi è difficile che l'organismo sopravviva anche a quello che l'uomo combina nell'ambiente in cui vive. Pensiamo che ad esempio l'atmosfera, sa quanto è alta l'atmosfera terrestre? 80 km, non una cifra spaventosa. In questi 80 km noi immettiamo di tutto, che non è l'emissione delle auto, perché adesso dobbiamo comprare le auto elettriche. No, è tutto. Ma è un'emissione spaventosa. La stessa fatto di fabbricare armi produce un inquinamento, non solo di spararle, tutti i voli aerei, tutto quello che viene immesso dalle fabbriche in generale. Poi non tutti i paesi si adeguano a delle misure di, certo. Infatti molto si era additato all'Argentina, no? in questo periodo, certo. Non mi ricordo chi, disse così impareranno, forse capiranno che... Poi dice se ne fregano perché guardano al presente e non guardano al futuro. Infatti un po' tutto si fa sul presente oggi, cioè non viene fatta una politica neanche che prenda visione dei prossimi 20, 30, 50 anni, o solo a parole, no? Quando si riuniscono e dicono bisogna fare, però in realtà bisogna fare non viene mai fatto. Inquinamento ulteriore è quello proprio al di sopra dell'atmosfera. Noi abbiamo un numero spaventoso di satelliti, residui di satelliti che si sono scontrati fra loro, solo Elon Musk ne ha 7.000, ma vuole portarli a 42.000. Quindi pensiamo che razza di intasamento che c'è al di sopra dell'atmosfera terrestre. Dottore, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato queste cose. Buona estate, ma noi insomma continuiamo anche a vederci. E adesso noi ci fermiamo per questa puntata, ci vediamo domani, come sempre alle 17:55.